Noi siamo rispettosi della sentenza e chiaramente aspettiamo di vedere le motivazioni. Questo non cambia comunque il nostro giudizio negativo rispetto a questa riforma. Tiziana Basso, segretaria generale della CGIL Veneto, ha ribadito la contrarietà del sindacato alla legge sull'autonomia differenziata, definendola dannosa per il territorio e capace di accentuare le disuguaglianze. Noi vediamo già una difficoltà grande anche nel nostro territorio, per esempio sulla sanità. E già su questi argomenti la Regione ha grande autonomia, quindi non pensiamo che delle modifiche possano portare a dei cambiamenti positivi per le persone che rappresentiamo. Chiediamo alla Regione un impegno sulle materie dove già possono intervenire e di concentrarsi appunto su temi importanti. Poi non possiamo pensare che le politiche industriali possano essere delegate al territorio regionale, così come il tema dell'energia. In attesa delle motivazioni della consulta sull'inammissibilità del referendum per l'abrogazione della legge, la Basso critica la narrazione ottimistica del presidente Zaia, sottolineando l'aumento della cassa integrazione, la chiusura delle aziende e le difficoltà nella sanità pubblica. In questo contesto la CGIL Veneto si sta impegnando nel frattempo su 4 referendum sul lavoro e uno sulla cittadinanza per combattere la precarietà e le ingiustizie lavorative. Abbiamo raccolto 4 milioni di firme sui referendum per il lavoro, i referendum che vogliono cambiare delle leggi sbagliate, inique, che riguardano il tema dei licenziamenti, il tema della salute e sicurezza negli appalti, dove purtroppo è il posto che anche qui nella nostra regione accadono maggiormente infortuni mortali e gravi, così come pensiamo sia assolutamente necessario eliminare la precarietà. L'altro referendum è quello sulla cittadinanza. Porteremo avanti questi 5 sì e invitando le persone a modificare con il loro voto queste leggi sbagliate.